Daydream anticipazione del 24 luglio. Jean è innamorato di Sanem. In questa puntata Sanem chiederà a Osman se le concede un po' del suo tempo per parlare. Sanem confiderà all'amico le sue preoccupazioni riguardo la relazione con Jean. Per Sanem è impossibile che lei e Jean stiano insieme, ma non riesce ad allontanarsi da Jean nonostante abbia detto tante bugie. Intanto Aileen si lamenterà di Leila con Emirre. Emirre invece si scuserà con Leila per la cena mancata e cerca di rimediare ordinandole un'insalata in ufficio. Al quartiere invece Mackie Bear, che vorrà fare del commercio con Ayan, sarà intenzionata a comprare un nuovo telefono perché lei e Ayan riceveranno delle prenotazioni per il dorma via internet. Ayan approfitterà del momento per chiedere a Mackie Bear cosa si prova ad essere gelosi, vista la sua esperienza. Intanto, in agenzia, continueranno le continue liti tra Deren e Aileen. Deren, temendo che la donna prenda il sopravvento nella compagnia, starà quasi per impazzire. Jean, al lavoro, cercherà in ogni situazione di passare del tempo con Sanem. Jean noterà che Sanem, invece, sta cercando di evitarlo in ogni modo per tutto il giorno. Proprio mentre Sanem e Jean finalmente saranno soli, Sanem scapperà da lui, con la scusa che JJ ha dimenticato la prestigiosa macchina fotografica che proprio Jean gli ha affidato e scappando romperà la macchina fotografica. Tutti sono nel panico e cercano un modo per ripararla senza farglielo sapere, ma lui lo scopre e vedendo Sanem quasi in lacrime dirà che penserà lui stesso alla riparazione, ma Sanem per punizione dovrà fargli da assistente. Jean porta Sanem a fare una passeggiata al parco, poi a casa sua per una cenetta romantica. Jean le chiederà se sta bene e come si sente e lei risponderà che ha paura. Allora lui la porterà in un posto speciale, dove romanticamente le dirà di essere innamorato di lei. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!